realtà si è dimenticati del primo principio, che un governo serio e autorevole, un governo del Paese, non un governo strabico che guarda solo ad alcune parti del nostro sistema Paese, avrebbe dovuto dire: ma qual è l'indice infrastrutturale dell'Italia? Chi è che ha di più e chi è che ha di meno? Sarebbe bastato questo minimo elementare elemento di valutazione per dire: bene, se noi stabiliamo di fare un investimento infrastrutturale sulle ferrovie, anche quello poco coperto sul piano finanziario, guardiamo un po' la realtà. E se l'indice infrastrutturale dell'Italia è 100 e se in Sardegna l'indice infrastrutturale ferroviario è 15, è evidente che vi è l'esigenza di stabilire un principio per cui in 10 anni si fa un'azione di recupero di quel divario e siccome tutta l'Italia si dice che sia paese, tutto il paese si dice che sia Italia, bisogna mettere quel riequilibrio come punto fondamentale. Niente. Le strade, tutte al nord. Ma l'indice infrastrutturale dice che la base, la media nazionale è 100, che in Sardegna è 45, che l'energia è 100 l'Italia e 35 la Sardegna. Quindi bisognava fare quello che in un paese normale si pone come strategia, quello del riequilibrio della coesione. Poi non lamentatevi quando in Sardegna il vento dell'indipendenza soffierà molto più forte, voi ne sarete stati responsabili, siete stati responsabili di questo governo strabico, di un sistema Stato che vede la Sardegna soltanto come una colonia, una volta per mandarci le basi militari, una volta per mandarci la petrolchimica, una volta per mandarci la canna degli amici Mossi e Ghisolfi di Renzi, una volta per mandarci gli immigrati che arrivano dalle aree di Ebola e quant'altro. E quindi è evidente che siamo di fronte a un'azione nefasta che non tiene conto appunto dei progetti seri di coesione del sistema Paese.